Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. È il signor Natale? Sì. Mi fa piacere. Sì. Senta, io sono un funzionario dell'assicurazione. Sì. Dell'automobile. Sì. Lei ha la macchina, no? Sì. È assicurato, vero? Sì. Già, naturalmente. Perché qui non risulta pagata l'ultima rata? Sì. Non risulta pagata. Ci sono andato. Quanto tempo fa, signor Natale? Settimana prossima ancora. C'è andato la settimana prossima. Eh? Ma mi sta prendendo in giro, mi sta prendendo per il naso. Lei c'è andato la settimana prossima. Si rende conto di quello che ha detto? Ma c'è andato la settimana prossima? Sì. Allora non c'è ancora andato. No. Ci andrà. Ci andrà. Sì. Ecco, ma perché qui non risulta pagata l'ultima rata. Sì. C'era la segretaria, c'era. Ma quando? La prossima volta, la prossima settimana c'era la segretaria? Ma com'è? È lei che parla così. La segretaria c'era la settimana prossima? Sì. Ho capito, c'era, Ma... Sì, ha detto, io ho detto tempo fino a 15 giorni. Senta, ma lei guida come parla? No, dicevo, senta, questo è il ritorno al futuro. Senta, signor Natale. Sì. Qui, appunto, non risulta pagata la rata. Andrò lunedì. Va bene, lunedì. Senta, signor Natale, questa telefonata può essere interrotta da uno spot pubblicitario. Non ci faccia caso, capito? Perché è una telefonata gratuita. Ecco, attenzione, sta arrivando. Resti in linea, Sì. Comunicato per tutti gli scureggioni, da oggi niente più cattivi odori dall'interno del vostro intestino marcio. Con le capsule Petolin, alla fragranza di rosa, le vostre scuregge usciranno profumate come petali. Dal peto al petalo con Petolin. I vostri amici faranno a gara per annusarvi il culo. Petolin, anche nella versione Peto Fresh, da infilare direttamente nell'ano, ma attenti alle spine delle rose. Pronto? Mi sente, signor Natale? Sì. Allora, lei, ricapitolando, a pagare l'assicurazione, sì, giusto? Sì. C'è stato la settimana prossima, giusto? Sì. Ecco, e dove c'era la settimana prossima una segretaria. Dico bene? Sì. Bravo. Senta, signor Petolino, no, scusi, signor Natale, ma Sì. lei da quanti anni ha la patente? Un secolo. Un secolo, tanti. Ma lei quanti anni ha, signor Natale? Non posso mica dire, Fra poco mi fa il covo muto della Butterfly. No, dicevo, signor Natale, allora mi dica, lei ogni quanto le scade la patente? Ogni 6 mesi? Ho il vecchio per fare la puntura, è malato, ti saluto. Il vecchio è malato? Sì. Ma chi è sto vecchio? Mio padre. Cazzo, quanti anni ha suo padre? 78 anni. 78? Sì. Ma allora lei quanti ne ha? Non lo so. Lei quanti anni ha? Vado. Ma lei guida la macchina, signor Natale? Sì, vengo, sì, prossima settimana. Sì, ho capito, ma quanti anni ha lei, signor Natale? Signor Natale?
28. Oh cazzo. Ho capito, signor Natale, tutto a posto allora, no? Sì, lo vedo. Ah, quindi mi raccomando, lei a pagare c'è già stato la settimana prossima. Sì. Attenzione, arriva uno spot, ascolti. Supposte shuttle per un miglior funzionamento dell'elasticità del vostro sfintere. Ciao. Supposte shuttle direttamente da Cape Canaveral per lo spazio interanale che vive in voi. Supposte shuttle vi manderanno in orbita. Pronto? Pronto? Sì, mi racconti tutta la sua vita, ma il vecchio sta bene? No, ciao. Gli faccia ciao. la puntura, gliela fa lei la puntura? Sì. Madonna ciao. mia, speriamo Ciao. bene, speriamo. Ciao. Che incontro abbiamo fatto. Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa un ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il